Buonasera e benvenuti al Palacustic Catania, dove questa sera potremo vedere la partita tra lo Sport Club Gravina, squadra già qualificata per i playoff della Serie C Gold Fatallà, e la Fortitudo Messina. Sono Roberto Quartano e con me questa sera Alessandro Landazzo. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti da questo splendido Palacus. Oggi una bella partita, ci auguriamo con Robby, terza giornata abbiamo detto della Serie C Gold della fase a orologio, e quindi ti ripasso la parola per leggerci i quintetti, così subito partiamo a bomba. Subito partiamo, infatti, anche perché è un minuto e mezzo all'inizio della partita. Allora, vediamo in maglia bianca, attaccheranno dalla sinistra verso la destra il play numero 9 Sortino, il numero 10 Barbera, il capitano, numero 31 Spampinato, numero 22 Sant'Onofrio, numero 13 Garello. Chi manca, Alessandro, da questa formazione? Manca il mio omonimo Alessandro Florio, che a quanto pare finisce qui la sua stagione, la sua avventura. Sì, perché appunto per altri impegni, ovviamente non infortuni. Ha vinto un concorso, quindi chiaramente Alessandro adesso l'ha lasciato il Gravina, domani partirà, in bocca al lupo a lui. E manca anche Simone Spina, manca anche il play titolare, che sappiamo si è Simone rotto. Spina si è rotto di giocare. No, si è rotto si è rotto, ginocchio. no, purtroppo, infatti facciamo Poverino. gli auguri, Esatto. purtroppo questa stagione, anche perché comunque Simone Spina è stato l'anima del Gravina, lo possiamo dire da qualche stagione a questa parte, quindi sicuramente la sua assenza mancherà da tutti i punti di vista. Esattamente, infatti lo salutiamo. Dall'altra parte invece in maglia nero-verde, dalla destra verso sinistra attaccherà la Fortitudo Messina, numero 1 capitano Bellomo, numero 14 Bianchi, numero 55 Bricis, che vi do un secondo conferma se giocherà oppure no, perché sì, giocherà, Sì, qua c'è qualche problema, sì. Su di lui c'è qualche dubbio. Numero 77 Luca Cei e il numero 30 Tagliano. In panchina per il Gravina c'è Orcea, Privitera, Ali, Zambatero, Renna, coach Marchesano, assistente Lazzara. D'altra parte Cavalieri Simone, Mento, Mollica, Giovani, Vicente, Molonia e Terzi, allenatore Claudio Cavalieri. Gli arbitri sono Matteo Filesi e Federico Mameli, ufficiali di campo Signorelli, Foti e Barbagallo. Dunque tutti quanti una buona partita. E sì, ci apprestiamo qui a vedere questa partita di Serie C Gold. Tutto è pronto, l'arbitro Filesi ha in mano la palla di gara, si apprestano a saltare Sant'Onofrio da un lato, Luca Cei dall'altro, e prende la palla proprio il Gravina subito con Garello. Vediamo che chiede ai suoi compagni di girare, subito prova a fare l'1 contro 1, spalla a canestro, si gira e il canestro alla Garello arriva subito dentro l'area piccola. 2-0 Gravina. Adesso riparte subito la Fortitudo Messina con Bellomo, proprio l'uomo che non doveva giocare. Bricis alla fine prende rimbalzo ancora Messina. Bricis, vediamo come coordina i suoi, arriva il blocco, vediamo, lo sfrutta Bricis. Garello però prova a recuperare questa palla, ancora Messina, ancora Bellomo, si ferma, tira da 3 sul filo della sirena, ferro, e Sortino recupera la palla, quindi ancora palla per la squadra di casa che si appresta a un nuovo attacco. Vediamo Sortino, qui no look per Spampinato, però la palla arriva fuori direttamente, non viene sporcata da un difensore della Fortitudo Messina, sarà rimessa per il Gravina nelle mani di Capitan Barbera, che la cede a Garello, prova l'arresto e tiro. Nel frattempo Garello, vediamo, guarda un po' Sant'Onofrio, si ritrova ancora 1 contro 1, ancora Garello, lo chiudono però Spampinato è libero da 3, errore per Spampinato, e quindi ancora 2-0, è passato già un minuto nel primo quarto. Bellomo qui si fa strada fra le maglie bianche di Gravina ma non riesce a concludere, e allora ancora Garello, vediamo come un treno coast to coast, niente da fare, non riesce a concretizzare, ma la palla è ancora per Messina. Vediamo bello qui il tentativo di Danilo Tagliano, però in realtà c'è un fallo in attacco proprio di Messina, e quindi sarà proprio rimessa a Gravina, anche se deve uscire per presenza di sangue. No, deve uscire per presenza di sangue nel polso Tagliano. Entra Simone Cavalieri, figlio del coach. Ed entra il figlio del coach. Tra i più promettenti play, non racconto. Vediamo
Santonocito se la pensa da 3, sembrava dentro e invece è solo ferro per lui, e quindi Bellomo adesso può continuare qui. Bellomo fra le maglie di Gravina la cede a Luca Cei. Due punti importanti qui per il 77 della Fortitudo Messina, ancora però Gravina, vediamo come risponde Barbera. Qui si muovono i suoi compagni di squadra. Sortino sfrutta il blocco di Santonocito, tripla probabilmente con fallo, però lasciano correre gli arbitri. Allora già in difesa il Gravina. Bellomo, vediamo, allontana Barbera, adesso lo batte, solo appoggio sfortunato, sbatte anche nella struttura sotto il canestro, e ancora palla Gravina. Bellomo sta facendo entrate veramente interessanti, non riesce poi a concretizzare. Vediamo qua, prova a rubare la palla a Garello che tira anche abbastanza male. Sprazzi di non bel basket, possiamo dire, in questi altri 2 minuti. Siamo a 7, mancano 7 minuti alla fine del primo quarto, il risultato è ancora di 2-2. Si organizza un po' meglio, vediamo Messina, adesso Bricis prova a dare la palla, ecco il neoentrato, arresto, tiro, tabellone, e Garello che prende la palla e chiama subito lo schema. Adesso Sortino, ancora Garello, prova a fronteggiare Bellomo. Sortino fuori da 3, fa la finta, però viene recuperato ma fallosamente da Luca Cei. Robby. Poco prima della partita commentavo con qualcuno del fatto che secondo me ci sarebbero stati punteggi abbastanza bassi oggi. Effettivamente calcistico, calcetto forse, futsal. Eh sì, si mantiene sul 2-2 il punteggio dopo più di 3 minuti di gioco. Adesso vediamo Garello col suo arresto e tiro morbido, niente da fare, ancora errore per Garello che non trova fiducia al tiro. Adesso vediamo ancora Messina, azione un po' rocambolesca. Bellomo trova Cavalieri che fa un'entrata spampinato, qui altro errore per lui, e alla fine sarà palla Messina. Un po' sporche anche le azioni. Decisamente sì, sporche azioni, tiri affrettati, forzati, non capisco. Non stiamo capendo. Partita iniziata un po' sottotono, devo dire, per entrambe le squadre. Vediamo adesso se saranno capaci di riorganizzarsi. Ci riprova qui con l'aiuto del tabellone Luca Cei, ma niente da fare. Altro errore al tiro per il 77. Vediamo Gravina adesso come proverà a rimediare. Sortino, Santonocito, la palla è per Capitan Barbera. Sono effettivamente marcati stretti i giocatori di Gravina, ma Garello qui trova un pertugio e alla fine conquista il fallo probabilmente del numero 14, sì, di Andrea Bianchi. Secondo fallo per lui. Saranno 2 occasioni adesso per Garello, sempre sul 2-2. Vediamo, la sblocca così con un tiro libero, 3-2. Ancora calcetto qua. Sì, continua il calcetto qua al Palacus. E adesso vantaggio Gravina, 4-2. Prova il pressing, però subito in ritirata la squadra di Gravina che si posiziona in difesa. Vediamo Bellomo, prova un pick and roll, alla fine però opta per la tripla di Luca Cei. C'è solo Luca Cei in questo momento per la Fortitudo Messina. Bricis non ha trovato il suo, forse, il modo in questa partita, il ritmo. In realtà Bricis, diciamo prima, appunto, che ha avuto qualche problema fisico, in realtà come torcicollo e altro, quindi non è al 100%. Lo ricordiamo bene perché ha vinto la classifica marcatore della Serie C. Bricis non è l'ultimo arrivato. No. Garello, il piede perno, alla fine sono passi per Garello. Altra azione fallimentare per lo Sport Club Gravina. Messina prova a trovare coraggio adesso
sul 5-4, sul punto di vantaggio. Vediamo Cavaliere adesso che porta palla, la cede proprio a Bricis, sfrutta il blocco di sfrutta il blocco di Luca Cei, però poi tira male Bricis, e quindi il Gravina ha l'occasione di contrattaccare. Più 2 Gravina, 7-5. Si sblocca anche Spampinato, che oggi è chiamato a fare il vice Florio. Eh sì, Occhio al contropiede, costo d'altra parte già Spampinato, altri 2 punti. Time out di coach Cavalieri. Eh sì, time out subito sul 9-5 di Gravina, più 4, e diamo la parola a Gaetano che è appena arrivato. Come va Gaetano? Bene, tutto bene, arrivo, si accende la partita. Oggi in motorino? Benino, O come al solito un po' tutto a posto? ci stiamo lavorando. Grazie Gaetano, mancano 4 minuti e 10 alla fine del primo quarto. Eh sì, la partita si è riaccesa sicuramente per le triple, da un lato di Luca Cei, dall'altro di Spampinato. Si accende la partita in tribuna, escono anche le birre. Eh sì, si accende da tutte le parti la partita, perché il nostro sponsor però cambia di volta in volta. Oggi Heineken. Una volta eravamo affezionati alle Tuborg che si stappavano senza l'ausilio di mezzi meccanici che non troviamo. Tieni. Con un oggetto contundente. Non trovo che di casa, Ce non l'ha, so ce dove l'ha. sono a casa, mi sa. Ti sei scordato le chiavi di casa? Non so dove sono le chiavi di casa. Perfetto. Stasera non torno. Ma ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, con la Fortitudo Messina che porta palla. Vediamo Tagliano che nel frattempo scusate, il numero 31 Vicente che la cede a Bellomo, non trova la via del canestro. E ancora Sortino, Garello, vediamo Spampinato che scivola, però riesce a tenere la palla e quindi la cede a Garello che adesso sfrutta il blocco di Ciorcea, e c'è anche la tripla di Garello. 12-5. Gravina prova a prendere il largo. Vediamo Messina se riuscirà a restare dietro. Adesso Tagliano, vediamo che prova a entrare. Bella penetrazione di Tagliano. 2 punti belli, estetici questi di Tagliano. Mi piacciono queste entrate. Tagliano un 3 che può giocare anche da 4, molto atletico, bel giocatore, molto giovane anche lui, come tutta la Fortuna Messina, a parte Bricis e Bellomo, poi tutti quanti i ragazzi della Tiro poi 2000. Sì, qua Garello prova ancora col tiro da 3, stavolta non c'è, si scusa coi compagni ma ritorna subito in difesa. Proprio Tagliano, ancora da 3, il numero 30. Dà l'impressione di essere il giocatore preferito avversario di oggi, che noi sempre abbiamo un giocatore preferito avversario. Di solito per me la Fortuna Messina è Bellomo. Bellomo mi piace molto come playmaker, uno dei ragazzi di Messina come Salvati, mi piace. Bellomo è 96 mi pare, cioè io l'ho incontrato in qualche finale regionale, sì, con Gravina al solito, sì. Esatto. Qui 2 punti di Sortino. Ci sono 2 punti adesso di Sortino. 14-10, 2:25 da giocare alla fine del primo quarto. Vediamo ancora la Fortitudo Messina con la palla fra le mani. Bellomo, viene affidato a lui il possesso della sua squadra. C'è il blocco di Luca Cei, ancora Bellomo, la cede fuori per Vicente, ancora Bellomo, però preferisce la penetrazione. C'è anche stoppata Sul di filo della sirena c'è la stoppata di Garello, e allora si va dall'altra parte. C'è Barbera che prova a cambiare tutto per Garello nell'altra fascia. Bello il passaggio qui per l'inserimento di Spampinato, che prova anche a recuperare palla ma non riesce sul finale, quindi palla Fortitudo e ci sono vari ingressi. Mollica o Mollica, diciamo Mollica, che dir si voglia, Mollica entra per Messina, mentre per Gravina entra la coppia Rennalì. E penso che sono entrati no, non sono entrati gli ultimi due, i più forse giovani. Sì. La partita iniziata. Sì, sì. Intanto sottolineiamo il
5-2 di break della Fortitudo Messina. Non da sottovalutare. C'è anche un fallo adesso guadagnato da Vicente. Ezechiel, Tommy Ezechiel. Vicente Tommy Ezechiel, sì. Col codino la Gaetano Gorgone. Ispirato sicuramente al più celebre Gorgone. E vediamo proprio Vicente realizza il primo, 14-11. Messina rimane in scia. Secondo tiro per Vicente, dentro anche questo. E quindi -2 adesso per la formazione ospite. Vediamo però Gravina che cerca di allungare in questo finale di primo quarto. Sortino con un po' di magia al palleggio, alla fine scarica per Ali, ancora Sortino, arresto e tiro dalla lunetta, un tiro libero in movimento che non va. E allora può ripartire Messina col tentativo di pareggiarla e perché no andare in vantaggio, sovvertire. Vediamo ancora il palleggio qui dietro la schiena, proprio lui, proprio Tajani, sì, che recupera anche la palla. Vicente adesso commette un errore. Giusta chiamata di Filesi, chiaramente Sì. passi di partenza. Anche prima c'era un dubbio, la panchina gravinese chiedeva un passi dall'altra parte rispetto alla campana, all'ex campana, però non hanno fissato, questa volta invece c'era. Si era troppo vicino per non essere fischiato, troppo palese. E quindi 1 minuto alla fine di questo primo quarto, ancora Sortino, Ciorcea, Renna, Garello. La sua posizione è quella, prova a giocarsela ancora, stavolta forse una mezza gomitata, ma c'è la tripla di Ali che non realizza. Anche 3/4 di gomitata forse. Sì, una spinta effettivamente che Garello stesso ha evidenziato, non solo il difensore, ma è stato proprio lui. Esce Bellomo, nel frattempo rientra Cavalieri, ma la palla è affidata ancora a Vicente. Adesso Cavalieri fronteggia Sortino, qui si libera bene il 23 che la ritorna a Vicente, ancora Mollica, fuori per Vicente, Tagliano qua, bravo lì qui a rubare la palla, gliela ruba Garello anche a Renna che appoggia, niente da fare Garello, qualche smanacciata di troppo, l'arbitro chiama la palla 2 e sarà proprio palla Messina con 15 secondi da giocare. 14 Gravina, 12 Fortitudo Messina. Vediamo come affronteranno quest'ultimo possesso. Sì, ultimi 15 secondi del quarto. Sì. Sì. Un'altra cosa di nuovo. Ora diciamo nel frattempo vediamo come si organizzano Cavalieri. C'è il blocco adesso portato ancora Cavalieri, alla fine la scarica con un airball. Niente, Sortino non riesce anche lui a trovare almeno il ferro. Si conclude 14-12 il primo quarto. No, volevo dire una cosa non banale, se ci fate caso le maglie, non so se si possa vedere dalla telecamera, ma le maglie della Fortitudo Messina presentano sulla spalla, sul dorso, delle ali e il numero 13. Per i più informati chiaramente saprete che il numero 13 è una maglia di Haitham Fatallah, a questo è dedicato il campionato, quindi è memorial Haitham Fatallah, proprio per ricordare il playmaker che gioca alla Fortitudo Messina. E proprio perfetto, sì, e proprio quest'anno, essendo appunto scomparso in campo praticamente subito dopo la partita dell'andata contro, se non erro, la Vista Reggio Calabria, che è stato deciso del campionato, e vediamo queste ali sopra il numero 55, potete averle anche voi, appunto, che ricordano Haitham, e lo ricordiamo anche noi con un grandissimo abbraccio, il ragazzo di Porto Empedocle. (14-12) quindi il primo quarto. Vi leggo brevemente i tabellini finora: 2 punti per Sortino, 6 per Garello, 5 per Spampinato, 2 per Vicente, 5 per Lucacei e 5 per Tagliano. Fortitudo Messina che si presenta a questa gara con l'intenzione di evitare i play-out. Ha perso le prime... Ah sì, c'è Mattia. Vieni qua, Mattia. Niente, non vuole venire. Mattia è un piccolo tifoso. Comunque la Fortitudo Messina si presenta appunto in 12ª posizione in classifica in questa C Gold. Fatallah 6 punti per la formazione di Coach Cavalieri, e dunque play-out molto difficile da evitare per la formazione neroverde, ma ci si deve provare fino all'ultimo, sicuramente ci proveranno.
malgrado le 2 sconfitte finora subite in questa seconda fase. D'altra parte Gravina si presenta, come dicevamo prima, al quarto posto in classifica, playoff già in cassaforte della squadra di coach Marchesano, ma un roster che si è andato sempre più restringendo dopo appunto l'infortunio a spina, anche la partenza di Florio. Vedi qualcosa, Gaetano? Sì, si nota, diciamo, che Gravino è abbastanza tranquilla in questo momento anche dalla non foltissima presenza di pubblico qui al Palacus. Ci sta. Ci può anche stare, esattamente. Pubblico che probabilmente rimarrà anche per la successiva partita, Cus Catania contro Catanzaro. Sì, bentornati quindi al Palacus. Si ricomincia così come abbiamo finito, con Garello che sbaglia, però stavolta si lamenta un po' dei falli, non si sa, in questo momento Garello sta forzando veramente tanto. È Bellomo, realizza la tripla che dà il vantaggio a Messina, 15-14, quindi se ritrova la fiducia anche Bellomo. Qui adesso sono in tanti di Messina ad aver ritrovato la fiducia, a parte il nostro Bricis che lo aspettiamo, ma lui ha qualche giustificazione. Sant'Ocido qui peccato, spreca un'importante occasione perché qui prende il fallo, era molto più alto del suo avversario, poteva anche appoggiarla meglio, quindi solo 2 tiri liberi per lui. Vorrei sottolineare il break attuale aperto ormai da almeno 4-3 minuti da parte della Fortitudo Messina, da 12-5 a 14-15, quindi 2-10 di break in favore. È importante, certo, queste cose non potrebbero passare inosservate, ma in realtà è così. Fortitudo Messina sta giocando meglio, l'abbiamo visto sia quando si è riacceso proprio Tagliano con quei 5 punti che forse hanno dato quella scossa, e ora Bellomo ha messo la tripla. Vediamo Sant'Ocido che invece fa 0 su 2, fa proprio 0 su 2 Sant'Ocido, e quindi niente, si rimane col punteggio di prima, 15 Messina, 14 Gravina. Nel frattempo vediamo Cavalieri che prova la tripla, anche lui sta ritrovando fiducia. Qui Garello, tocco che forse poteva essere tranquillamente evitato, non riesce a prendere la palla, e quindi altro possesso in attacco per la Fortitudo Messina, ancora col suo play, col suo regista che prova adesso a coordinare i suoi compagni di squadra. Tagliano, vediamo ancora un'altra penetrazione, preferisce lo scarico per Cavalieri e stavolta c'è il canestro da 2, però Cavalieri ha trovato finalmente la fiducia nel tiro da fuori. 17 Messina, 14 Gravina, quando è passato poco più di un minuto all'inizio del secondo quarto. Qui Renna alla Garello, possiamo dire, però lui molto meno aggraziato nei movimenti, il difensore magari lo accentua un po' di più, ed ecco come nasce un fallo in attacco, signori, lo spieghiamo così. Esatto, i ben informati dicono che appunto Cavalieri e Giovani, che ancora non è entrato della Fortitudo Messina, sono 2 ragazzi a tenere sott'occhio, ma sicuramente Simone sta dimostrando grandissima anche esperienza, perché un fallo in attacco del genere devi sapertelo prendere. Anche quei tiri che si sta prendendo, comunque al di là degli errori, Bella azione, ce n'è un'altra grande azione corale quindi della Fortitudo Messina a realizzare proprio Andrea Bianchi con 2 falli, ricordiamocelo, però è ancora lì dentro, comunque vuole sfruttarlo il suo allenatore, perché comunque se lo sta conquistando anche il posto in campo. Vediamo passaggio un po' azzardato di Aliva, sporca un difensore della Fortitudo e sarà ancora palla Gravina. Ancora palla Gravina con qualcosa molto da registrare da parte di coach Marchesano. C'è qualcosa da riorganizzare, probabilmente presto rientreranno, infatti stavo per dire Barbera e Spampinato come si alzano al momento dalla panchina, anche perché coach Cavalieri ha fatto rientrare, se non erro, Vicente Tagliano, e dunque bisogna correre i pari per Gravina. Sono al completo, possiamo dire, non c'è Bricis, però è la squadra che in questo momento sta facendo obiettivamente meglio, al di là di Cavalieri, comunque sesto uomo in questo momento, però 2-14 i break. 2-14, Sant'Ocido che continua a sbagliare, qui quindi il più 5 della Fortitudo che potrebbe aumentare. Vediamo infatti proprio Tagliano, stavolta però c'è l'errore, allora può ripartire Gravina, ma Vicente conquista palla, fallo da dietro di Barbera.
Visente conquista palla e subisce anche il fallo. Sa? Sì. Saranno 2 tiri liberi quindi per Visente e Tomi Ezechiel. Il primo va a segno, +6 adesso Messina. Il secondo tiro, anche questo a segno. 4 punti per lui. +7 esce Bianchi e rientra Bricis. Parentesi, come sempre qualche raccontino: Bricis, che era giocatore di quella del Torrenova che vinse il campionato ormai 3 anni fa, nel 2019. Gravina vinse contro Torrenova una partita clamorosissima al Palasport di via Don Bosco a Gravina, in cui Bricis fece il panico, ma quel Gravina piccoletto e tutto catanese alla fine riuscì anche a vincere. Dunque Cuore e passione. cuore e passione, sì, però Bricis è sempre un gran giocatore. Sì, vediamo se ci farà vedere anche qualcosa, così lo adoreremo ancora di più. Vediamo nel frattempo altre azioni di attacco negativa per lo Sport Club Gravina. Continua il momento di grande difficoltà per la squadra di casa, ne approfitta, ne voleva approfittare Messina, ma c'è il fallo. C'è È bene comunque la Fortitudo Messina per il scarico, sempre molto attenti nel cercare l'uomo libero e fare uno contro uno, ma non so se fortunati in questo caso. Sì. Vediamo che entra nel frattempo da Gravina proprio Privitera. E adesso vediamo il Gravina, Garello, Santonocito, Barbera, Privitera, Garello da 3, ci prova, niente da fare. Ancora niente da fare, però c'è il canestro. Il Gravina non siamo almeno da 5 minuti. Almeno 5 minuti, certo. Mette il, diciamo, blocca quella specie di emorragia 2-16 di break. Sì, però Messina è ancora là, è ancora niente altro, uno di quegli errorini alla Bellomo che aveva fatto in precedenza, che arriva alla fine e poi non riesce a concretizzare. Sarebbero stati tanti punti importanti, e qui fa anche fallo su Privitera che se la cava. In campo in questo momento vediamo Privitera l'unico under, poi circondato dai 4 pilastri. Santonocito spampinato, Garello e Barbera. Barbera qui oggi pure un po' assente. Ma più che assente, diciamo che è stato poi in campo, è stato molto in panchina, ma chiaramente devono dare qualcosa in più i giocatori che solitamente reggono la carretta, tirano avanti la carretta del Gravina per non far rimpiangere Spina e Florio. Qua Marchesano chiede un fallo su Garello che secondo me non c'era oggettivamente. Eh sì, più Garello forza, più gli arbitri continueranno a non dargli nessun fallo, anche perché la posizione mentre tira è sempre più scordinata, e quindi da qui si capisce anche come speriamo non aumenti la frustrazione, anche perché poi Garello che ha tanta fiducia nei suoi mezzi, sì, poi non gli entrano, bisogna dire anche questo, molti di questi solitamente gli entrano. È proprio in striscia negativa in questo momento, assolutamente all'opposto di come va di solito. E c'è da dire anche che Garello proprio a Reggio Calabria la settimana scorsa ha fatto un partitone, dunque è proprio ok, si deve sbloccare. Ok, sì, deve trovare più che altro continuità, perché il canestro c'è, però se poi passano 2, 3, 4 azioni deve andare in fiducia. Deve andare in fiducia Garello, anche perché è oggettivamente più forte di questa squadra, quindi serve Garello a Gravina. Quest'anno la dimostrazione è stato nettamente il giocatore più forte della campione di Serie C Gold. E nel frattempo Bellomo, gran bel giocatore. Sì, altra tripla per Bellomo, 6 punti messi a referto per lui, 24 adesso Messina, 18 Gravina. Un altro sdeng, un altro sì. tabellata per Giancarlo. Una tabellata, adesso sempre più 6 Messina, Bellomo, bello, il palleggio, l'arresto, il tiro, il ferro. Non trova il canestro il numero 1 di Messina, e quindi Privitera prova a guidare i suoi. Barbera! C'è anche il time out per la squadra ospite. -3, sì, -3 adesso per Gravina. Simpatica questa cosa, nel nulla di questo momento in cui ci sono stati un sacco di errori, Barbera si spara alla sua tripla, perché quella è la sua tripla, solo rete,
e time out di coach Cavalieri. Eh sì, se la esce già, comunque time out pensato in precedenza, perché comunque il fischio è arrivato subito al canestro subito, quindi sicuramente aveva qualcosa da dire ai suoi. Anche perché adesso c'è un contro break adesso da 7-3 per Gravina, che sta reagendo, finalmente si è sbloccato. Sì, Gaetano ci racconta qualcosa. Vabbè, Gravina sta cercando ritmo da 3 punti, forse stava anche un po' forzando la mano, perché 2 azioni consecutivamente ha cercato una tripla senza costruire quasi nulla. Sant'Onofrio ha tirato un mattone, Barbera invece ha trovato il fondo della retina. Però è giusto che Marchesano sistemi comunque qualcosa, perché dicevo non è questa la soluzione per sbloccarsi offensivamente. Assolutamente no, infatti non si può neanche dipendere, diciamo, dalle iniziative dei singoli, non si può aspettare che Garello risolva tutte le azioni praticamente in attacco, né che Sant'Onofrio debba farla da 3. Assolutamente no, anche perché comunque Garello poi ha un load, si dice in americano, offensivo notevole, quindi alla lunga può pagare. Tanto abbiamo qua in tribuna con noi anche Luca Moschitto, uno degli arbitri migliori della Serie C, che in questo momento è in aspettativa. Grande Luca Moschitto, non ti dimentichiamo mai. Aspettativa che è legato allo stato di emergenza, l'aspettativa. Giustamente. Che sappiamo che è medico, non da poco. Ricomincia la partita intanto, ancora con Bellomo in possesso di palla. Si ricomincia con Bellomo, altra penetrazione fulminea, stavolta però trova Sant'Onofrio nella sua strada e quindi continua. Adesso vediamo Gravina, Garello sbaglia, però stavolta il fallo lo subisce. 2 tiri liberi per accorciare le distanze. C'è anche un cambio, rientra Bianchi proprio per Tagliano. Questo è il primo fallo. Però non credo sia affischiato a Luca Ceia, se è affischiato a Tagliano. Perché erano in 2 su Garello comunque, quindi. Esatto, dipende da cosa ha visto. Ma senti, la posizione di Luca Ceia mi pareva giusta, era con le mani alte, Sì. però che non ha visto una spinta di corpo, non so. Primo libero buono per Garello, Sì. 9 punti per lui. Altro canestro per Garello, quindi 10° punto, doppio cifra, 23-24, -1 Gravina. 4:20 da giocare prima dell'intervallo lungo fra il secondo e il terzo quarto. Nel frattempo Bricis ci riprova, passaggio qui per Vicente, ferro per lui e può ripartire Gravina con Privitera, veloce, vede il Capitan Barbera, lo serve da 3, Barbera preferisce un palleggio, l'arresto, il passaggio a Garello. Qui Garello forse si chiama un blocco, Privitera esce, ma Garello va da solo e ci sono altri 2 punti per lui. Sorpasso Gravina a 25-24 e quindi il break ora. Valen e Stachia ora. È qui con noi. Eh sì, il break adesso è totalmente a favore di Gravina. Vediamo come risponde adesso Messina con un bel canestro di Luca Cei, che torna a far parlare di sé dopo l'inizio di partita. Torna anche Luca Cei con un bel arresto e tiro, si fa aiutare dal tabellone. Partita a folate, perché dopo quel 2 a 16 di break c'è stato un 11-3, dunque si va avanti e indietro. Qua Barbera forza abbastanza, Privitera prova a recuperare irrecuperabile ma non riesce nel suo intento, esce anche Vicente, adesso rientra Cavalieri. Cambi molto dinamici qui della Fortitudo Messina. Ci sta anche perché entrambe le squadre devono fare molti, diciamo, esperimenti anche in vista della post season che inizierà fra 3 giornate. È giusto provare, è giusto sperimentare, tutto per coach Cavalieri, che tanti ragazzi giovani da fargli mangiare il campo e mangiare il parquet. Sì. Vediamo proprio Cavalieri subito appena entrato, prova con il tiro che si stampa sul ferro. Adesso Garello sfrutta il blocco di Sant'Onofrio, cerca anche il passaggio, Sant'Onofrio lo prende, niente, non riesce a concretizzare. Sant'Onofrio poco lucido sotto canestro, alla fine finisce così in modo rocambolesco, palla a 2 e amici come prima, ma la palla è ancora della Fortitudo Messina. Enzo, che secondo me oggi non c'è rispetto a Barbera. Sant'Onofrio oggi, a parte le due mattonate contro il tabellone, anche, non so, una presenza che forse è un po' evanescente. Sì.
ma probabilmente crescerà nel corso della partita. Vediamo Cavalieri ancora per Bellomo, c'è Luca Cei da fuori, Bellomo cerca il passaggio giusto per dare il via all'azione, alla fine prova anche a tirare ma Privitera è saldo su di lui, Bellomo con la tripla! 9 punti, 3 triple per Roberto Bellomo, il capitano della Fortitudo Messina. 9 punti per Bellomo, più 4 Fortitudo Messina e adesso Gravina è ancora a rincorrere Sant'Onofrio. Vediamo Barbera, cerca anche lui magari il tiro per pareggiare i conti, però va troppo dentro, passi per Barbera, forse cambia il perno, vediamo noi il VAR. Personale. Ha fatto 4 passi per... Ha fatto sì, diciamo po'... quel perno non era pernissimo forse. E quindi rientra anche Vicente. Esatto, però c'è stato un infortunio al 24 secondi, nel senso che si è spostato la lavagnetta dei 24 secondi, è stata rimessa al suo posto Andrea. Subito, in modo veloce. Poi bisogna vedere anche Duscio, Riccardo Duscio che sta al nord, 2 punti per Bianchi. Altri 2 punti per Bianchi, quindi importante, abbiamo detto questo giocatore in fase offensiva. Più 6 adesso contro Breck, 0-7. È una partita fatta così. Barbera! Il capitano, il ruggito del capitano. 3 punti, altri 3 per lui, seconda tripla nella gara. E meno 3. Gravina 28-31, 1:15 da giocare alla fine del secondo quarto, gira la palla a Messina, vediamo adesso Vicente che entra con entra col ginocchio un po' alzato, fuori dallo smile spampinato e quindi è sfondamento. Consideramente almeno Vicente chiaramente ha ragione. Cambio interessante di Cavalieri, Bellomo per Bricis. Dunque si abbassa un po' il quintetto. Perché Sant'Onofrio è uscito. Esatto. C'è quella cosa lì. Basta Luca Cei, sì. Penso che è sufficiente che sia lui al centro. Il lungo. Vediamo quasi un minuto adesso da giocare. Spampinato, bella qua Garello, si prende palla, ma qui l'appoggio abbastanza semplice. Sembrava. Gol sbagliato, gol subito, si dice in un altro sport meno quotato del basket. Esatto. Però qua Bellomo macchia le sue statistiche, primo tiro da 2 dopo 3 triple. Dopo che tutti i tiri da 2 poveretto sono schiantati da qualche parte. Il Ferro ha giocato brutti scherzi con lui, adesso Garello ancora la girata, altro tiro alla Garello, stavolta va a segno, 30-33. Penultima azione perché c'è una discrepanza di circa un secondo fra i due cronometri e quindi se la gioca con calma adesso Messina. Bellomo palleggia, i suoi si schierano, c'è il blocco di Luca Cei, Bellomo aggira il suo difensore Cavalieri, tiro da 3, niente da fare, c'è 2 secondi, che ingenuità di Luca Cei. Bellomo si infuria con lui. Che ingenuità. Spampinato. Saranno 3 tiri per lui. Queste sono immagini che fanno male al basket. Fanno male allo sport. Fanno male alla base che non può avvenire. Di 5 minuti. Ormai sono 5 minuti nel gioco. Ma questi 3 tiri liberi ve li commenta Gaetano Gorgone. Vai Gaetano. Ha fatto benissimo Bellomo. No vabbè, ha fatto benissimo Bellomo a infuriarsi, cioè, giocata fuori di testa. Allora c'è qualcosa che sta mettendo i giocatori a rimbalzo, quindi probabilmente si recupererà un secondo. Ancora tempo. Esatto. Altrimenti non si spiega. A me era parso proprio sulla sirena, però va bene. No, non c'è rimbalzo infatti. Devono stare in campo, non possono andarsi a sedere in panchina. Ci sta. L'arbitro ha sottolineato questo, non posso sedersi in panchina, devono stare in campo ma non a rimbalzo. Aspetta. Matteo Filesi fischia. Vano il primo libero di Spampino. Che però era entrato, comunque. C'è qualcosa che bisogna capire.
C'è un secondo da giocare, dice Matteo Filesi. Dunque Mameli accetta e dice ok. A quanto pare al cronometro Costanza Foti avrà visto questa cosa, che c'era questo secondo e avrà conferito con gli arbitri. Ci fidiamo, sì. Dovremmo vedere il replay, ma non vogliamo. Cambia poco alla fine. A meno che Gravina non commetta un altro fallo sul tiro da metà campo. Oppure sbaglia il terzo libero e si segna da sotto. Non so. Tattiche per anche il coach Marchesano a questo punto. Primo libero sul ferro. Dunque. Pampinato può recriminare. Già, perché prima in realtà era entrato ma è stato annullato giustamente perché gli abbiano fermato il gioco. Secondo buono. Meno 2. Qui sul ferro finisce la partita. Finisce il secondo quarto in realtà. Sì, tra l'altro non ci siamo neanche preoccupati di aggiornare, diciamo, il cronometro, l'ha tenuto a mente all'arbitro del secondo. Esatto. 31-33, noi ci fermiamo per questi 5 minuti.
Riprendiamo con il terzo quarto di Gravina Fortitudo Messina, punteggio al momento di 31-33 in favore della formazione nero-verde, dunque la formazione peloritana. Partita finale di break contro break in cui le squadre sono un pochino rincorse in campo. Al momento Valentin Garello, miglior marcatore per la squadra in maglia bianca, dunque Gravina, 11 punti per Bellomo. Si riparte con Dario Sortino rientrato in campo. Coach Marchesano dopo molti minuti a Privitera al playmaker di riserva appunto di Dario Sortino. Adesso Barbera Sortino che serve Garello, che punta Bianchi, Garello penetra, Bianchi lo tiene bene in difesa ma ci va dalla media distanza, tiro lungo che va a intangersi sul ferro. Bellomo porta palla per la Fortitudo Messina, va dall'altra parte sul perimetro, tutti fuori per la formazione neroverde, tira da 3 Bellomo, oggi pericolosissimo, già 3 tiri per lui ma rimbalzo va dalle mani di Garello, già dall'altra parte schiacciata per Barbera, ci va anche lui da 3, anche lui corto. Partita di break contro break, diciamo, con tantissimi errori al tiro, punteggio basso che probabilmente concluderà questa gara con non credo che si possa arrivare a 70 punti o a qualcosa del genere, vedremo adesso cosa riuscirà a fare. Dipende anche da Bricis che adesso è il numero 55, preso palla, Bianchi penetra, sfida Garello, si prende anche una spallata, poi alla fine il tiro va a intangersi sul ferro, Barbera prende rimbalzo, serve Garello. Adesso per Sortino, prova la tripla Sortino, ancora una volta sul ferro, 0-0 in questo terzo quarto, con quest'altro tiro terribile di Sant'Onofrio, partitaccia finora. Sì, assolutamente sì, il punteggio lo testimonia. E già anche in questo terzo quarto quasi 2 minuti di gioco, ancora 0-0. Bellomo serve sull'esterno, Tagliano tira ancora una volta corto, il rimbalzo di Sant'Onofrio molto facile, Barbera guarda un po' cosa fanno i compagni, si mettono larghi tutti quanti, un 5 fuori praticamente con Garello già in post alto. Al momento Sortino chiama uno schema, esce Garello, esce Sant'Onofrio dal blocco di Sortino, pericoloso ma circolazione di palla sull'esterno, Garello ci prova, tira cortissimo ancora. Un terzo quarto da cui si entra assolutamente giocando forse a palla a mano più che a basket. Bellomo chiama schema 1, doppio blocco forse, invece no. Esce Bricis, marcato da Spampinato, adesso Tagliano, Sant'Onofrio di lui, Luca Cei entra, ancora brutto il tiro italiano, rimbalzo di Garello, 2 minuti e un quarto, ancora nessun punto, Garello penetra, va a segnare. Sblocca la situazione Garello, e in penetrazione fa sempre male in ogni caso. Tengo che farlo io, dirà, devo farlo io, anzi show in argentino. Bellomo palleggia, serve Luca Cei che litiga un po' con la palla, poi un consegnato, un end off per Bellomo, sfida Sortino lo tiene, addirittura sporca poi il passaggio per Tagliano, la palla va fuori, ancora in favore di Gravina, 30-33, adesso rientra Vicente Gorgone, scusate, esce Tagliano. Bene, qui Sortino è individuato su Bellomo che è un primo passo nettamente più veloce del suo, chiaramente anche per questioni di caratteristiche ad oggi, però bravo, Sortino di esperienza. Bellomo ha cercato una cosa un po' difficilina. Bellomo uno dei play con più esperienza in questa Serie C Gold, lo ricordiamo, la maglia del Cucuzza San Filippo del Mela tanti anni, adesso ormai è diventato un punto fermo della Fortitudo Messina. L'anno scorso ricordo nel quarto di finale contro il Cus Catania fece una gran partita. Che anno è? 96, diceva Alessandro, appunto l'ha affrontato anche in qualche partita giovanile. Sortino sotto il blocco di Sant'Onofrio passando a Barbera, davanti a sé ha la montagna Bricis, continua a palleggiare, schiacciato terra per Sant'Onofrio, deve girarsi, è pitturato, va a appoggiare a canestro, facile, 2 punti, più 2 Gravina. Sì, Sant'Onofrio qui sfrutta i suoi centimetri per una volta, assortimento dei quintetti piuttosto particolare in questa partita. Bricis su di lui Spampinato, prova a superarlo, tiro è un tiraccio che va a finire dalle mani di Sant'Onofrio dopo un rimbalzo facile. Sortino non può partire il contropiede, qua Bricis e Spampinato vanno a contatto ma non c'è fallo. Garello ha davanti a 6 Vicente, Garello palleggia e c'è un fallo di hand checking se non erro, probabilmente Vicente sì su Garello. Bel fischio, non facile il fischio di Mameli, uno degli arbitri più promettenti della Serie C Gold, ancora molto giovane ma già quasi un veterano. gran bel fischio davvero. Sì, rientra Tagliano, esce Bricis
decisamente in ombra, un giocatore che ha vinto la classifica marcatore di Serie C Gold, ancora a virgola dopo 24 minuti di partita. Sortino, serve Santonocito, guarda Spampinato, prova il penetra e serve Santonocito, non si aspettava la palla, prende sessione in balzo, 2 punti per lui. Era voluta questa alzata sulla tabella di Santonocito. La aiuta tantissimo la bella in questo caso. Santonocito che si è sbloccato in questo secondo tempo dopo un primo tempo in ombra, 4 punti già per lui. Bellomo, 96 Sortino, ci prova ancora dalla linea 6,75, corto il tiro, fallo di Sortino, 3 tiri per Bellomo. Bellomo è quello che gli scout definirebbero super creator, ovvero un giocatore che crea veramente tantissimo, ha spessissimo il pallone tra le mani, costruisce per sé, per i compagni. Quella direi è la definizione adeguata. Ma anche perché possiamo dire che è anche una specie di combo guard, anche se gioca soltanto come playmaker può anche giocare come guardia, perché ha anche la manina della 675. Sì, poi è uno scorer, può costruirsi soluzioni per andare al tiro, assolutamente, una combo. 12° punto per lui alla linea della carità, adesso ne ha altri 2 a disposizione per incrementare il bottino, cercare di ristabilire questa differenza canestri che prima segnava appunto un più 4 per Gravina. E 3 su 3 per Bellomo. Sortino passa da lì, rientrato in campo, spalla a canestro, bellissima azione di Garello che però poi gli fa un tiro, ruba la palla, Vicente che l'ha presa in rimbalzo. 2 punti per lui, 18° punto per l'Argentina. Alla Jordan Garello. Vicente manco si è accorto che aveva perso palla. 39-36, adesso Tagliano, serve Bellomo che esce dai blocchi, non sfrutta quello di Luca Cei, scusate. Bellomo corto il tiro, alla fine contro il ferro, Sortino già dall'altra parte, guarda Barbera, si corre, ribaltamento verso Spampinato che però è lento e non riesce a superare Bianchi, rimane sui grandi difese di Bianchi, bravissimo. Spampinato però trova il gol. Bravissimo, Vincenzo Spampinato. Coniglio dal cilindro di Spampinato. Assolutamente sì, non avevo mai detto, anche perché Bianchi è rimasto su di lui, bravissimo a difendere, ma si è tirato un tiro altissimo che è entrato a canestro. Qua palleggio sotto le gambe di Bellomo che guarda Vicente, adesso di nuovo Bellomo, ci prova da casa sua, lungo il tiro, rimbalzo di Vicente, non riesce a vendicarsi dell'azione di prima, la palla va fuori del Gravina, rientra Renna, esce per Gravina Spampinato, autore del canestro di prima con parabola altissima. Forse è esagerato, Bellomo ha tirato veramente da casa sua, senza ritmo, senza aver costruito molto. Probabilmente in questo caso Cavalieri ha detto anche Roberto fai quello che vuoi, prendi palla, provaci comunque perché sei caldo come una stufa, però chiaramente non sempre possono andare bene questi tiri. Sortino brucia la retina, gran bella azione di Dario Sortino, classe 87, classica appunto di Dario One, i shorty. Vicente taglia tutto il campo e va a prendersi questo fallo con 2 tiri, fallo fischiato da lì. Adesso si prepara un doppio cambio, rientra Bricis che deve sbloccare il suo bellino, rientra anche Privitera per Sortino. La scelta di Marchesano, ribadisco, come ho detto già anche prima, è quella di provare i ragazzi che dovranno servirgli nell'ultima parte di stagione, nell'ultimo scorcio di stagione, perché Privitera, ormai rientrato a tempo pieno nelle rotazioni di coach Marchesano, deve prendere sempre di più responsabilità, minuti, deve cercare di diventare sempre più il leader di questa squadra che ha perso spina. Sì, deve prendere confidenza, entrare nei meccanismi di una squadra che si appresta ad affrontare, diciamo, il periodo più caldo e più importante della stagione. Giusto sfruttare questi ultimi scorci di partita per dargli spazio. 1 su 2 di Vicente, adesso Spampa, ripete, era bravissimo a difendere la palla su Bellomo. Qua Ali Barbera, schiacciatella per Garello che vede un pochino cosa fare, non si gioca 1 contro 1, invece sì, se lo gioca, ma non riesce a passare perché Tagliano difende molto bene. Scarico verso Ali che prova la tripla, sbaglia, Garello ancora una volta spizzica il pallone. E qua molto dubbio questo fischio di campo. Io ritengo che Ali ha saltato, diciamo, dalla difesa per andare in attacco, dunque ci può stare. Che non so tu cosa hai visto. Allora, io credo il discorso sia su quando prende la palla lì, perché lì salta
dalla difesa. E appunto quindi diciamo era presente in quel momento in difesa. 2 punti di Garello con assist di Privitera. Ventella Dietro la schiena Privitera. questa è una delle azioni del match, potrebbe essere, la stiamo rivedendo, bella azione, bravissimo Privitera a servire Garello, questa può essere una delle azioni del match. Più 8 Gravina. E Garello senza spina, senza Florio, con un peso offensivo molto più elevato di quello che già non fosse precedentemente, scrive 20 in 3 quarti neanche pieni. Un Garello più appannato rispetto diciamo alla prima parte del nostro campione di Serie C Gold, ma comunque sempre devastante. Sì, poi sempre presente sul tabellino, ma anche se in modi diversi, ne parlavamo tempo fa, sta cercando di trovare confidenza col tiro da 3 punti che non riesce a trovare, ma il suo fatturato diciamo in termini di punti riesce comunque a portarlo a casa ogni domenica. Esattamente, un fatturato che gli è servito per vincere la classifica marcatori della prima fase, un fatturato che gli è servito per essere veramente l'MVP di questa C Gold Fadallà fino a questo punto e che servirà ancora di più vista l'assenza di Florio, che era tra i suoi alti e bassi, riusciva a segnare 26 una giornata, poi fare 2 magari, ma comunque fondamentale nell'economia del gioco di coach Marchesano. Assolutamente sì, era anche a livello tattico una pedina importante per lui. Un giocatore che può giocare da 3, da 4, da 2 se vuoi anche, quando gioca in Serie B gioca anche da 2, dunque un giocatore importantissimo per Gravina e soprattutto, lo dicevo l'altro giorno con Gianni Mafrici di Reggio Canestro, che saluto, che nella squadra del Gravina c'è 2 soli parametrati che sono Garello e Sant'Onofrio. Perché? Perché appunto è una squadra fatta in casa. Adesso si riprende in campo con Privitera che porta palla per Ali, schiacciatera per Garello, ancora sui bianchi, gran difesa del giocatore laziale. Barbera per Privitera, che c'è 3, gran personalità di Privitera che però sbaglia, corto il tiro, Vicente prende rimbalzo, dall'altra parte Vicente si ferma, triplicato in difesa e fa anche passi. Boati della panchina di Gravina per questa difesa. Anche perché buona difesa, 3 giocatori su Vicente che hanno contribuito a far fare l'errore. Adesso si riprenderà dunque per il Gravina. Privitera porta palla a metà campo, serve Ali, di nuovo stesso schema di prima. Garello che prova a ribaltare per Renna che prende palla a terra, mentre dalla spazzatura la recupera. Barbera ancora per Garello che litiga col pallone. Adielo 6 bianchi, rischia il passi, poi alla fine riesce a penetrare, scaglia ancora per Barbera, fa saltare Bricis, ci prova la sua mattonella, ma ancora una volta corto. Garello ancora una volta un tap off, se non erro. Renna ancora una volta rimbalzo, 2 tiri si va a prendere Renna. Arrabbiato con se stesso Barbera perché ha avuto il secondo tentativo, entrambi con tantissimo spazio, il ferro non lo aiuta, ma non trova la retina per 3 punti che potevano essere importanti a questo punto. Esce Garello, rientra Spampinato, esce Luca Cei ed entra Mollica, dunque cambiano tanto ancora gli allenatori. Renna avrà 2 tiri liberi a sua disposizione per aumentare il massimo vantaggio, del momento dice più 8 Gravina, erano stati sul più 7 nel primo quarto, adesso più 8, più 9. Primo punto della partita per Antonio Renna, numero 50, l'anno scorso proprio con successo l'ultima parte del campionato come playmaker, quest'anno ritorna al più consueto ruolo di ala piccola di 3. Sì, ecco, questi 2 punti Gravina raggiunge la doppia cifra di vantaggio. Massimo vantaggio per la formazione etnea. Bricis molto in ombra oggi, bell'uomo, penetra con 3 addosso, va a subire fallo di Ali, giusta chiamata da parte degli arbitri, perché chiaramente in 3 bisogna difendere su Roberto Bellomo per fermarlo. Il rischio che tra l'altro è arrivato da entrambi gli arbitri, che poi sono messi d'accordo, diciamo abbastanza plateale come. Esatto. Panca rientra, anzi entra per la prima volta Rosario Giovani, uno dei ragazzi più giovani della squadra messinese, nonché protagonista di recente di una partita molto buona, appunto in maglia Fortitudo. Si è un po' imposto l'attenzione anche agli altri lavori. Bellomo, primo tiro libero a segno, 15° punto per il play peloritano, fa 1 su 2, si riprende adesso con rimbalzo in mano gravinese. Barbera per Privitera, adesso Spampinato
si prende il blocco di Alin, no, rimane sul perimetro, serve Renna, gran difesa con gran pressing da Fortitudo Messina, non farà avvicinare molto i giocatori, poi lì prova a schiacciare a terra, tirare, sbaglia, rimbalzo tra le mani, neanche un rimbalzo si può chiamare in realtà, palla recuperata dalla Fortitudo Messina, Bellomo spinge, dall'altra parte va a penetrare, gran corso di Roberto Bellomo. Sì, timeout per Gravina che ha messo in campo un quintetto un po' particolare con Privitera, Renna, Spampinato, lì e Barbera fuori praticamente quasi tutti i punti di riferimento, quindi Marchigiano ci sta che provi a, diciamo, responsabilizzare i ragazzi, però serve anche dare delle indicazioni. Bisogna delle indicazioni anche perché chiaramente Gravina, che sta disputando finora una partita molto attenta, non si può chiamare una buona partita quella di oggi da nessuna delle due squadre direi, però deve cercare di registrare qualcosa per evitare le fiammate della Fortitudo Messina, squadra giovane, squadra al momento al terzultimo posto in classifica, a mio avviso immeritato, ma che ha anche ampi margini di crescita. Assolutamente sì, poi sono comunque ragazzi, una squadra di questo tipo o dell'imprevedibilità, diciamo, una delle sue caratteristiche, perché chiaramente una squadra composta in questo modo può darne 30 alla prima in classifica come può perdere dall'ultima. Poi Bellomo è un giocatore che abbiamo visto, ha avuto momenti della partita in cui si è infiammato e ha fatto male alla difesa gravinese, quindi da tenere e da monitorare la situazione, visto che il +7 non è sicuramente indice di sicurezza. Assolutamente no. C'è da dire anche, si commentava di recente che in Serie C Gold Fatallà girone bianco, che appunto è il girone dove viene la Fortitudo Messina, è successo un po' di tutto, ci sono state vittorie delle ultime in classifica contro le prime in classifica, un campionato molto fluido che faceva pensare anche a uno squilibrio netto a favore delle squadre del girone appunto bianco, ma in realtà adesso si vede molto equilibrio in campo. Quando si riprende la partita, Privitera in possesso di palla, qualche problema a passare dal campo per la squadra gravinese e poi alla fine si è riuscito a giocare. Adesso subisce fallo la formazione di coach Marchesano, anzi sottolineo di coach Marchesano è Lazzara, perché il ruolo di Fabio Lazzara mai abbastanza sottolineato, l'assistant coach che è fondamentale anche per dare una mano a coach Marchesano. Palla fuori, Sampiato perde l'equilibrio, pensavi fosse stato chiamato un fallo a favore, in realtà va fuori. Stava giocando al Fenicottero sulla linea di fondo. Esatto, in realtà Cavalieri probabilmente gli si avvicina, ma probabilmente la spinta che ha dato Cavalieri non era considerata fallosa, ma a mio avviso condivisibile la scelta dell'arbitro. Sì, che probabilmente quello che sta utilizzando Marchesano con l'arbitro, anche Carello che nel frattempo si è riscaldato. Non so, io c'era con qualcuno, abbiamo capito bene con chi. Bellomo supera di 3 avversari, una triplica marcatura. Oh, qua Privitera commette fallo su il fallo era di Spampinato, non di Privitera. La fissava Spampinato il 31. Anche perché sarebbe stato sì, un Privitera fallo solo palla. dubbio. Esatto. Primo fallo per Vincenzo Spampinato, rientra Garello al posto di Barbera. Bellomo guarda Cavalieri, una zona 2-3 per Gravina, Cavalieri per Mollica, per Bellomo, blocco preso da Bellomo che però non riesce a trovare più il canestro dopo i 3 tripli del primo quarto. Bellissima palla di Garello per Privitera che adesso va a segnare. Diciamo che Garello restituisce quel bellissimo assist di Privitera, adesso più 9 Gravina. Sì, e carica la squadra in difesa che è la cosa più importante. Adesso Cavalieri sfrutta il blocco di Mollica, fallo sfondo su Privitera, gran partita di Saverio Privitera, bravissimo. Fin qui assolutamente sì, nelle pieghe della partita si è mosso benissimo. Questo terzo quarto da grande per Saverio Privitera, classe 2002, che sta sostituendo Sortino e anche Spina in questo momento. Garello, 45 secondi alla fine del terzo quarto, a 7 dei suoi compagni, c'è una isolation dal suo lato, gioco di palleggio, ma Bianchi molto bene messo in difesa, Spampinato, scarico per Renna che prova da 3, lungo il tiro, Bianchi prende il rimbalzo, scivola a terra, Bellomo prende una palla da fuori praticamente, già dall'altra parte Roberto Bellomo, fallo di Spampinato.
una furia Bellomo, Sì. recupera il pallone e poi si lancia in contropiede, veramente un proiettile. Fra poco il coach chiederà anche di pulire per terra, di andare a portare i borsoni ai compagni, lui lo farà. Sì. Farà tutto. Forse va anche in tribuna a tifare fra poco. Gli diamo il microfono e fa anche il commento delle sue sensazioni. Segna anche il primo libro. Facciamo giocare pure spost basso, spalla a canestro e gioca la spalla a canestro. 2-2 per Roberto Bellomo che raggiunge quota 19, ultima azione del terzo quarto, più 7 Gravina. Garello si brucia, Giovani chiede a tutti di stare larghi, Privitera adesso chiama il blocco di Ali molto lentamente ci si arriva, Giovani passa il blocco, Ali prova a tirare 3, orribile il tiro e va a finire contro il ferro. Sì, Messina ha giocato per togliere a Garello l'ultimo tiro del quarto, ci è riuscito, pick and pop per Ali che cerca una soluzione che non è la sua principale, ovvero il tiro da fuori. Diciamo che è stato un tiro da disperazione. Andiamo a vedere un pochino la situazione, abbiamo 20 punti per Garello, 8 per Barbera, 4 per Sortino, 4 per Sant'Acido, 2 per Privitera, 8 per Spampinato, 2 per Renna, d'altra parte 19 per Bellomo, 5 per Vicente, 2 per Cavalieri, 7 per Luca Cei, 5 per Tagliano, 4 per Bianchi. Ringraziamo Samuele Di Cerdello e Giovanni Salerno che faranno l'ultimo quarto alla postazione di regia. Riprende l'ultimo quarto di questa Gravina Fortino Messina, più 7 per la formazione di casa, già la Fortino Messina in possesso di palla. Cavalieri davanti a sé, c'era qualche passo in più effettivamente. Bellomo adesso tiro da 3, bruttissimo tiro da 3 anche di Bellomo. Mollica recupera il pallone, c'è fallo di Spampinato, terzo fallo. Bellomo adesso ha preso tipo una cosa come 150 triple. Diciamo che ha 3 triple segnate, tentate 150. Adesso Cavalieri riceve dalla linea dei 6,75, ma il tiro è corto, Spampiano tra 3 avversari, riesce comunque a recuperare il pallone, c'è contesa. No, fallo, viene dato un fallo da parte dell'arbitro Filesi. Spinge chi? Non ho visto il numero però della segnalazione. Ok, 24 che... Di quando ci sono in campo i ragazzi, quando ci sono solo i senior, e forse va meglio nel primo caso? Non sappiamo, anche perché C'è più freschezza, c'è più voglia. Alessandro dice c'è più freschezza quando ci sono i giovani. Io direi che Privitera meriterebbe intervista oggi per la partita fatta. Privitera meriterebbe il campo tutto, penso di sta riposando un pochettino però. Sì, Sortino, ben marcato Giovani, Sortino supera Giovani, serve Barbera adesso per Renna per Garello, un tiro dalla media che non va a segno, il balzo di Mollica, Bellomo velocissimo, vedo su di lui, ha preso il motorino Bellomo, però adesso d'altra parte già Garello
e supera facendo fallo in attacco. Si tocca il fianco il giocatore della Fortitudo Messina, fino a terra. Bianchi, gran difesa oggi, gran lavoro sporco da parte del lungo laziale. Sì, Bianchi specialista difensivo, offensivamente non si è fatto vedere così tanto, eppure ha giocato tantissimi minuti. Già, 4 punti per lui, ma parentesi polemica, l'angolo polemico ragazzi, ci vorrebbero le statistiche. Qua tripla di Giovani, 3 punti per Rosario Giovani, che riporta i suoi sul -4, si avvicina pericolosamente a Fortitudo Messina. Sortino per Renna, guarda Sant'Onofrio rientrato in campo, 2 punti con possibilità di end one per Enzone, 6 punti per lui. Importantissimo questi due di Enzo, perché Messina si era avvicinata pericolosamente, si allontana con questo 2+1 di Sant'Onofrio. Già, Sant'Onofrio. Moisek lo vogliamo dire pure al pubblico. Signore e signori, ha segnato la Juventus! Ma torniamo a Sant'Oci. Corto, quindi 2-0, 2+0 in realtà. Altra parte già Cavalieri per Giovani, davanti a sé a Barbera, schiacciatore per Bellomo. Bellomo prova a superare Renna, che non supera invece il blocco di Luca Cei. Adesso Bianchi, 2 punti, fallo in attacco, dunque 2 punti annullati, fallo in attacco per Bianchi. Ricordo una partita con così tanti falli in attacco fischiati. Esatto. Possiamo suggerire alla commissione del Cinema Regionale di Castorina Cosentino e Giordano che in questa partita c'erano tante clip da ritagliare per insegnare il fallo in attacco. Pulisce a terra Luca Zambataro, che 2005 Renna passa a metà campo, prova davanti Luca Cei, quindi si ritira in ordine. Sortino, extra pass per Renna, corto il tiro, la fine dalle mani di Bianchi, ancora grandissimo lavoro sporco suo. Bellomo dall'altra parte, serve Cavalieri sull'esterno per Giovani, ancora Cavalieri, penetra, scarica per Bellomo, ci prova dal centro ma il tiro scheggia il ferro e la fine fuori, palla per Gravina. Si è perso la mano Bellomo da 3 punti decisamente. Meccanica anche particolare. Già, sì, Non un po' da tipo tiratore. carica questo tiro da 3. Non è un tiratore puro. No. Passato Giuseppe Manogeri, fotografo che i più ormai non conosceranno, ma fino a 4-5 anni fa era una presenza fissa insieme a Giuseppe Lazzara, scusate, dei palazzetti cananesi, tutto da femminile. Sortino per Sant'Onofrio, guarda Garello, spalle a canestro, prova a superare Bianchi che non lo molla mai, è la possibilità dell'errore, rimbalzo per Cavalieri, prova dall'altra parte Cavalieri, penetra, scarica di Oschia per Vicente, grande assist di Simone Cavalieri, bella questa azione. Alla Matteo Spagnolo Spagnolo con le qualificazioni mondiali, in bocca al lupo alla nazione italiana. Sant'Onofrio per Garello che non si aspettava il passaggio, probabilmente prende spazio, altri 2 punti per lui, 22 dice il tabellino di Garello, ma la partita finalmente si accende. Ci segniamo tutti anche in tribuna. Bellomo, studia Renna, poi serve sull'esterno Luca Cei che guarda Bianchi, balletto dell'opera per Bianchi che poi sbaglia il passaggio per Barbera, già dall'altra parte Gianluca Barbera appoggia un layup a canestro, +8 Gravina. si fa lo scatto di marcia Barbera e va in doppia cifra. 10 punti per lui, schema corner chiamato da Cavalieri Junior, ha davanti Sortino, Bellomo con Renna con le mani addosso, non lo fa respirare Renna, Bellomo riesce a penetrare 2 sul destro anche Garello, Renna gli ruba il pallone, glielo strappa dalle mani e guarda Barbera, altra parte Sortino, supera Cavalieri, passaggio per Barbera che davanti sé Vicente, Sortino finta il tiro, schiacciatore per Sant'Onofrio, si gira in post basso, bellissimo, Bravissimo! +10, nuovo massimo vantaggio Gravina, la partita si è accesa, qui in tribuna applausi, ci stiamo divertendo.
Sì, Sant'Olocito con una masterclass dell'uso del piede perno qui, bravissimo. Uso del piede perno per far saltare l'avversario, recuperare il pallone, prendersi il suo spazio. Enzone Sant'Olocito a 8 punti fino a questo momento, 8 anche per Spampinato, 10 per Barbera, 22 per Garello, dall'altra parte 19 per Bellomo, 7 per Vicente, 7 per Luca Cei e una clamorosissima virgola per Arturs Bricis della Lituania. Tonfo. Qui al Palacus non è finita la serata perché dopo ci sarà anche Cus Catania Catanzaro, di cui non sappiamo bene se ci sarà una diretta oppure no. In realtà, probabilmente no. Lo scopriremo solo vivendo. O forse no. O forse no. Però possiamo dire che questa C-Golf da là che ormai si avvia alla conclusione, a me mi ha abbastanza esaltato in molte partite, tante partite punto a punto, tante partite accesissime, con qualche giocatore clamoroso quest'anno qui in questa massima serie Siculo Calabra. Hai detto Garello? No, non l'ho detto ma lo diciamo. Garello sì. Garello sì. Sempre e comunque. Si riprende adesso, rimessa a fondo campo per Roberto Bellomo, per Tommy Vicente. Non è arrivato alla fine della scorsa stagione in C-Silver, stagione che Fortino Messina ha fatto anche ai playoff, perdendo al primo turno. Bricis subisce fallo. Fallo del 50 quindi di Renna. Non andrà ai liberi, quindi non potrà sbloccare la sua virgola. Vediamo a Bricis che ne pensa della guerra in Ucraina. Per me è interessante, è l'unico giocatore più interessato, diciamo, questa territoriale, dunque la Lituania in molti sono schierati, oggi Schengelia, il georgiano del CSK Mosca, è tornato in Spagna. Bellomo 2 punti, Grande Schengelia. anche per lui oltre 20 punti. Grande Schengelia, scelta molto coraggiosa, chiede cambio, Sortino in campo. Dunque l'arbitro fischia il cambio. Si è fatto male appunto Dario Sortino, infatti Bellanuova è famoso rispettivamente medico e masso fisioterapista del Gravina, hanno un occhio al polpaccio probabilmente, un colpo al polpaccio per lui. Forse flessore. Sì, flessore, sì, scusate. Sant'Onofrio per Privitera, bravo Belluomo che cerca di... Il fallo è degli 8 secondi, in frazione di 8 secondi dunque. E bravi Bellomo e Vicente in tandem a bloccare il Privitera e non farlo ragionare. Erano 19 i secondi che segnava l'apparecchio 24. In realtà no, la palla era in difesa. Qua si discute, ma io ricordo nettamente che Sortino era nella linea della palla a volo. Diciamo. Allora io non lo so. C'erano 19 secondi sui 24 perché l'ho visto in maniera nettissima. Possiamo andare se volete a vedere un pochino. Ormai si riprende ovviamente con 14 secondi, Sortino si ferma nettissimamente in difesa. Però è stato fissato prima. Hai capito, però lo dicono per questo. Probabilmente per quello, sì. La palla l'ha ricevuta chiaramente, aveva ricevuta Garello che già era in fase d'attacco, ma credo che sia stato fischiato mentre era ancora in difesa. Qua 2 punti per Bianchi, dunque 6 punti per lui, meno 6. Dall'altra parte con Garello litiga ancora col pallone, Bellomo su di lui, recupera il pallone Bianchi, ancora Bellomo, già dall'altra parte scarico per Bricis. Quando conta! Incredibile! Quando conta! Ha segnato Bricis! Arturs Bricis, meno 3, Fortino Messina. Altra palla persa a Garello, no, Privitera c'è, non fare come il pallone da Fortino Messina, Sant'Onofrio guarda il taglio di Barbera che non c'è. E Messina torna in partita, Marchesano obbligato al time out. Obbligato anche perché meno 4, palla in mano, Fortino Messina nel momento in cui più 3, momento più difficile con Sortino ancora in panchina
con 3 addirittura membri dello staff gravinese su di lui per cercare di capire un pochino come la situazione. Tutto c'è da capire in quell'azione di prima su quando è stata fischiata la sostituzione di Sortino, ma comunque palla persa che grida un po' il vendetta. È arrivato il Cus. Era il Cus, anche Cananzaro, vedo, sì. Bambini che piangono, disperati per questa situazione di partita punto a punto. Noi siamo contenti. Già. Sortino che fa esercizi a bordo campo, sottolineerei anche per Di allungamento, anche perché già con spin out le rotazioni per il ruolo di play di Gravina sono piuttosto corte. esatto. C'è già lo spettro del remake Renna Play parte 2. Già. A meno che non siano gli ultimi 5-0-9 di partita a Privitera totalmente, e dovrà dimostrare qui ben più dei suoi 18 anni. Cioè 20 anni quest'anno. Sono vecchio, ragazzi, 2 anni non li ho vissuti, quindi non so. Anche a me fa strano che i 2002 abbiano 20 anni. Diciamo che ne ha 18 col bonus per i 2 anni di pandemia non vissuti. C'è ancora un fallo, si riprende, secondo fallo, si riprende ancora poi con palla per la Fortitudo Messina. Bellomo. Adesso decide un po' cosa fare, vede un po' i movimenti dei compagni, prova invece a sfidare Privitera, serve sull'esterno Luca Cei che prova un tiro improbabile, ma alla fine che va a finire sul fondo della retina. Il reparto Lunghi di Messina che si mette al lavoro nella seconda metà del quarto potrebbe risultare decisivo. -1 signori, dunque partita ancora apertissima, dopo ancora 4:36. Garello guarda Privitera, schiacciato per Barbera, Privitera ancora davanti a sé a Bianchi, la segna! Privitera. Che palle Privitera, lo possiamo dire, eh? Che palla, che palla, Privitera. che palla, tutto quanto possiamo dire. Bell'uomo, ancora davanti a sé Privitera e dunque non può penetrare, rimane su di lui Saverio Privitera. Grande difesa, grande partita per lui. Schiacciato terra per Vicente. Bellissima palla di Bello. 9 punti per Tommy Vicente, -1 ancora. Abbiamo We've Got a Game here in Palacus. Devo parlare un po' anche argentino della Pampa qua. Garello schiacciatore per Santocito, ma lontanissimo da canestro, spalla a canestro. Garello tira lunga la sua tripla, Santocito ruba il pallone a Luca Cei, manata in faccia, ma non c'è fallo. Qua molestie, si parla di molestie in tribuna. Così diceva veramente una ditata nell'occhio, ma non è fallo. Ha fermato chiaramente il gioco subito per colpa alla testa. Riprende in campo tranquillamente, 24 secondi per uscire dalla metà campo difensiva, no, scusate, 8 secondi per uscire dalla metà campo difensiva. Vediamo Sciuscia, quindi probabilmente è rientrato il Cuscatania. Sciuscia, scusate, parentesi. Hai detto la stessa cosa 2 settimane fa, Rob. Hai ragione, però adesso sembra con lo zaino. Bricis per Bellomo, ancora Privitera non lo molla, Bellomo da 3, lunga. Barbera recupera il pallone, d'altra parte più una palla in mano Gravina. Santonocito per Garello, qui tutti larghi, Santonocito porta il blocco, Garello prova a penetrare e corto il tiro, ma prende il suo stesso rimbalzo, va a tirare 2 tiri per Valentin Garello. C'è anche Lo Faro con lo zaino, quindi vediamo se giocheranno uno dei due o entrambi. Almeno uno dei due. Ha segnato la Juventus. Due tiri per Valentin Garello, in carità +1 Gravina, fondamentali questi 2 tiri, primo volo. Punto numero 23 para Valentin. Segnato Vlahovic. Per i cultori del fantacalcio è importante. Andiamo, Bellomo, supera Garello, supera Barbera, supera Santocito, serve sull'esterno Vicente,
proprio una triplaccia senza parabola, ma segno È pari! 61 pa 1. Ah, se fosse da 2, sarà da Ok. 2, sì scusate. Fail. 11 punti per Vicente. No, ragazzi, pari. Dunque 6-1 il punteggio. Cambio per coach Cavalieri, fa entrare Cavalieri Junior. No, scusate, Tagliano. Il dubbio era nostro in tribuna, il dubbio è anche della cronomerista Costanza Fodi. Viene convalidato il tiro da 3. Dunque 6-1. Quinto fallo per già è uscito Bianchi, Problema a tegola per coach Cavalieri, perché Bianchi è solo un fattore difensivo durante tutta la gara. Valentin Garello, buona la prima. 25, arriva la sua media. L'ala argentina. Un tiro e poi si giocherà +1 Grevina. Sta ragionando. Secondo tiro buono, 26. +2 Messina, +2 Grevina su Messina. Bellomo, porta palla, doppio blocco su lui, prova ancora da 3, questa volta la mette! Roberto Bellomo, 24. Alla Trae Young. Dunque Roberto Trae Young Bellomo, +1 Messina. Adesso 2:27 alla fine, partita punto a punto, esaltante al momento questa gara. Non commento più io. Forse perché non commenta più Randazzo, sì. Passi! Bricis a terra, un po' dolorante, ma passi, chiamata di infrazione di passi per Gravina. Dunque adesso palla in mano per Messina. Garello ha perso un po' la bussola, glielo fa notare Marchesano. Ha perso un paio di palle un po' brucianti. Questa sotto di 1 a 2,18 alla fine si fa sentire. Abbiamo anche la banda, qua io ho il corretto, non lo so Alessandro, c'è un coro dietro mi sembra. Fuoco dove? Qua dove siamo noi? Sì Robby, sì, la tribuna si sta scaldando sempre di più, anche perché queste partite sono quelle che fanno bene allo sport, possiamo dire. Abbiamo visto una partita noiosa a tratti, c'erano quei break, non si capiva bene chi dov'è. 63-64, 2 minuti e 18 e torno la parola a voi con un Bellomo in questo momento fa un po' quello che vuole secondo me. Eh sì, fa un po' le vole, adesso Bricis in panca seduto, adesso dovrebbe rientrare la prossima azione. Bellomo, chiama pollice basso. 1-3-1 di Gravina. Difese da altri tempi qui. Bellomo scarica, appena scarica per Tagliano, non riesce a superare la difesa. Sant'Ocino ruba il pallone a Lucacei. Adesso Garello con calma, passa dal campo, bisogna giocare il pallone su pallone fino all'ultimo secondo. Garello si porta il blocco Sant'Ocino, ma Bellomo è sempre lì, palla va fuori, tocca la difesa. Bravissimo Bellomo. Manda Garello a sinistra e poi tocca il pallone da dietro. Spero per averlo a fine partita qui con noi, intervistato insieme al coach Cavalieri, insieme anche a Privitera e Marchesano. Messi in attacco per Gravina con 13 da giocare. Barbera prende una palla schiacciata a terra molto lunga. Sant'Ocino blocca su Vicente, prova la tripla ma non va a segno. Bricis, rimbalzo, Bellomo adesso con calma, ancora una volta si gioca punto a punto, secondo sul secondo. Bellomo scarica su Tagliano che fa saltare Privitera, diretto di Tagliano e va a segno, +3 Messina. Serve qualcosa a Gravina in attacco. 7 punti per Tagliano. Garello ha sui sé Bricis, scarica per Spampinato per riporre in maniera clamorosa la servire Sant'Ocino, ma gli sfugge il pallone. Qui Sant'Ocino bene su Vicente che passa il suo da campo con Bricis, portiere Messina. Si gioca all'arma bianca, entrambe le squadre un minuto alla fine, +3 Messina. Bellomo non vuole tirare, gioca fino all'ultimo secondo probabilmente. 6-5, Bricis prova a servire sotto Tagliano, grande idea.
ha fatto due cose in tutta la partita. Io penso che la mente non può controllare più le braccia. Due cose, una tripla importantissima, questa tripla che non si è preso dopo 2 punti già fatti al suo compagno. Ha fatto 2 cose in tutta la partita, 2. Però fondamentali. C'è da dire anche che si è fatto trovare bene Tagliano sotto canestro col taglio backdoor fantastico, nessuno lo stava guardando, difesa di Gravina un po' a farfalle. Sul +5 a Fortitudo Messina adesso c'è tantissimo da fare per poter rimontare con 58 secondi alla fine. Gaetano, rimetteranno in attacco o in difesa secondo te? Vai in attacco, chiaramente bisogna segnare per Gravina adesso. Si mette in salita, diciamo, un po' complicato. Nulla è perduto. Minuto nel basket è una vita, però. Un minuto di vita per entrambe le squadre, in questo momento galvanizzata la Fortitudo Messina, stanno esultando in panchina e nel momento per Gravina invece è un po' demoralizzata, c'è Sortino capobasso, Cavochino in panchina, anche perché nessuno forse si aspettava un finale così dove si è stati avanti anche di 10 punti più volte. Non c'è stato mai quel break decisivo per poter portare a casa la partita. Adesso -5. Barbera si incarica di rimessa, 14 secondi per lui per andare a segnare. Santo Nocito per Privitera. Privitera sfugge a Bellomo, bellissima penetrazione di Privitera, bravo lui. E il pubblico, cioè io, si alza. Il pubblico che fa Alessandro Randazzo in piedi per applaudire. Monocomposto. Esatto, Bellomo. Quando sei Privitera, -3 Messina, Bellomo adesso fa saltare 3 difensori praticamente, prova 3 Tagliano che va a segno! E qui Tagliano, Anche lui decisivo. già, 12 punti per lui, +6, mancano 2 azioni scarse alla fine della partita. Prita la vuole risolvere da sola, spampinato da 3 e la mette, spampinato! Clamorosissimo! Adesso di nuovo 3 punti sotto, Gravina -3 con fallo, adesso si andrà a tirare, Fortitudo si andrà a tirare, -3, tutto è da decidere ragazzi, 20 secondi, che partita! La tiene viva Spampinato. La tiene viva Spampinato, che finora per lui 11 partite, miglior partita dal suo entro in campo per lunghissimo infortunio. Comunque alla fine l'avevamo detto all'inizio che Tagliano avrebbe fatto cose belle, l'ha dimostrato all'inizio e alla fine. In mezzo c'è. Un po' E ora tardi, Vissente! 13 per lui, +4 Messina, tutto è ancora da decidere. Sbaglia, Garello, rimbalzo, si libera di Luca Cei, Garello vuole risolverla lui, serve Barbera che prova il tiro della speranza, corto, ancora rimbalzo di Santo Nocito, prova ancora 8 secondi a giocare, no, signori, 11 punti per lui, 4 secondi, allora, A gambe aperte, Santo Nocito. A gambe aperte. una tripla incredibile, 7-1, 7-2, Kawhi, Si è buttato che c'era stiamo buttando un po' di nomi giovani. parallelismi. Grazie ad Alessandro per aver ricordato uno dei momenti più brutti di un tifoso NBA della storia, forse. Sì. Allora, primo libero buono, +2 Messina, quasi 5 secondi a giocare, 25esimo punto per Roberto Bellomo. +2 Messina, ancora tutto da decidere qui al Palacus. +2. 3, 2, il tiro della sperazione di Garello e no, non va. Ci ho sperato, per un attimo ci ho sperato. 71-74, gran finale qui al Palacus, vince Messina, ma che partita, che Grazie finale. a tutti! Viva il basket! Viva il basket, viva quello che abbiamo potuto vedere, brava Fortitudo Messina, cuore Gravina che fino all'ultimo una squadra ormai ridotta all'osso per infortuni e tantissimi problemi, ma comunque fino all'ultimo ci hanno creduto, grandissimo cuore da parte della squadra di Gravina. Sì, assolutamente sì. Complimenti anche a Messina che ha giocato una gran bella partita, soprattutto la seconda metà. Meritato. Meritata vittoria. Fortitudo Messina muove la classifica adesso per la formazione di coach Cavalieri, nulla è deciso perché adesso la DR Reggio Calabria, che era all'11° posto, viene agganciata al netto da questa giornata
Qua Bellomo vuole provare a emulare probabilmente il lungo l'altra volta della Castanea. Adesso vado a recuperare i giocatori per le interviste post partita. Vediamo se ti va di leggere le fantastiche statistiche. Sì, andiamo con i tabellini. Per Dario Sortino 4, 10 per Gianluca Barbera, virgola per Cercea, 26 per Garello, 11 per Sant'Onofito, 6 per Privitera, 8 per Spampinato, virgola per Allì, virgola per Zambataro che forse fa NE, e 2 per Renna. Per quanto riguarda Messina, Bellomo top scorer, anche lui a quota 26, 13 per Ezechiel Tommy Vicente, terzi virgola, 2 per Cavalieri, Mollica virgola, 3 per Rosario Giovani, 9 per Yuka Chei, 12 per Danilo Tagliano, 6 per Bianchi, 3 per Bricis e virgola per Mento. Ritorniamo in diretta per le interviste post partita. Coach Marchesano, complimenti per il cuore, perché chiaramente con una squadra di 8 all'osso alla fine siete stati stoici. Sì, ci dispiace perché sarebbe stata una vittoria molto importante per la griglia dei playoff, era alla nostra portata secondo me, siamo stati in una settimana veramente complicata, ci mancava Florio, Sant'Onofito tutta la settimana ha avuto un'influenza per cui eravamo in dubbio anche se farlo giocare, poi alla fine l'infortunio di Sortino, però guardo il lato positivo, ho trovato Privitera pronto e questa è una grandissima notizia per noi perché lui viene da un grosso infortunio, invece ha fatto una partita di grande personalità e carattere e poi ci siamo spesi tantissimo, abbiamo fatto secondo me l'errore che a volte, anzi che spesso abbiamo fatto quando abbiamo perso le partite, che ci siamo un po' disuniti e alla fine abbiamo fatto qualche forzatura in più con tanta stanchezza addosso, per cui non posso dire niente ai ragazzi, bravi loro, sapevamo che loro facevano 70-72 punti, ne avremmo dovuti fare 80, eravamo lì, c'è stato il momento diciamo che c'è stato il momento dell'infortunio di Dario che un po' ci ha demotivato, anche se poi Privitera ha fatto benissimo. E Dario appunto come sta? Abbiamo visto che probabilmente qualcosa con il flessore, non so. No, non lo so, lo valuteremo, sì, ha sentito tirare, probabilmente un risentimento al bicipite femorale, lo vedremo in settimana. In ogni caso, a prescindere da tutto quanto, la potete vincere anche alla fine, questo diciamo che è la cosa più bella, perché tutti quanti ci hanno creduto, lo volevano. Noi le vogliamo vincere tutte, la caratteristica di questa squadra è stata questa, la forza del gruppo è stata che noi ogni domenica, chiunque fosse stato l'avversario, abbiamo sempre preparato le partite per vincerle, non per giocarle o per attutire il colpo, quindi siamo stati bravi fino alla fine, poi abbiamo subito un break, lo potevamo dare noi, lo potevano dare loro, la partita abbiamo avuto degli strappi dove la potevamo chiudere, non ci siamo riusciti, bravi loro a restare in partita tutto il tempo, è andata così, va bene così. Grazie mille coach, ci vediamo alla prossima. Saverio, prima intervista a Saverio Privitera, non ti avevo mai intervistato ancora. No, non me l'aspettavo. Te lo devi aspettare perché hai fatto una gran bella partita. Grazie. Com'è andata? Come l'hai vista dal campo? Sei riuscito a sostituire Dario in maniera degna? Sì, diciamo che il rientro da un infortunio non è stato semplice, però non è stato semplice anche perché comunque mi sono trovato, in particolare io, per la situazione in cui la situazione che ho vissuto in un campionato di livello superiore anche a quello dell'anno scorso, quindi di base per me non era semplice. Contando anche questo infortunio, sono contento comunque di come è andata oggi, piano piano sto cercando di rimettermi in sesto e ovviamente mi dispiace per la partita, però si dispiace sempre per una partita persa. Mi spiace per una partita persa, però comunque è giocata molto bene, siete più volte su più 10 e fino alla fine poteva vincerla. Sì, all'ultimo ci è mancato, magari forse ci siamo disuniti un pelo sul finale, ora non vorrei azzardare commenti tecnici, poi ne parla il coach.
e quindi peccato, ce lo meritavamo visto quello che abbiamo fatto in questi mesi. Per me Gaetano Di Alessandro l'azione del match è stata il tuo assist per Garello. Come, scusami? Hai fatto un assist per Garello, è stata l'azione Sì. del match per noi. Ah sì, l'ho sentito. No, ripeto, fa sempre piacere fare qualcosa per la squadra dopo tanto tempo soprattutto, quindi diciamo mi fa piacere tutto quello che posso dire. Perfetto, in bocca al lupo per tutto, Saverio. Grazie. Complimenti ancora. Adesso andiamo a parlare con Coach Cavalieri, che qui già sta avvicinando. Vorremmo anche Roberto Bellomo, non so se ce la fa a venire, ma intanto è prezioso, non si vuole fare intervistare. Ah, vabbè. È prezioso. Vieni qui, coach. Intanto complimenti per la vittoria, questa vittoria di testa probabilmente, perché alla fine siete riusciti a capitalizzare quello che non andava bene mai con Bricis o con altri, riuscendo a trovare il canestri giusti alla fine. Ma sicuramente abbiamo fatto una buona partita. Verso di là, così li guardano da casa. Che bella visione! E sicuramente abbiamo fatto una buona partita intensa cerebralmente, però sono contento perché comunque sia sono entrati tutti i nostri 2004, hanno fatto belle cose e questo secondo me è un valore aggiunto, anche perché noi siamo questa squadra qua, siamo questa società qua, perciò sono molto contento. Una vittoria era ora che arrivasse, anche se ci siamo sempre andati vicino, ma questa si chiama esperienza e purtroppo è una cosa che abbiamo messo in conto, è l'esperienza, perciò dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di prenderne il più possibile. Quando prendi le batoste poi arrivi a Gravina con un'intensità diversa anche cerebralmente e con un Bellomo sicuramente in più, eccolo là che quando Bellomo è tranquillo, quando mi posso permettere di fare i complimenti agli arbitri non perché abbia vinto ma perché hanno avuto una buona gestione anche con me, che non è facilissimo, però io ho ormai un antidoto. Sì, sono calmante, me l'hanno portato dalla Thailandia, perciò me li annuso e mi rilasso, però no, a parte gli scherzi, sono stati veramente una coppia arbitrale che mi ha reso tranquillo, anche se avessi perso avrei detto la stessa identica cosa, come mi è successo alla Vis, di avere due arbitri che mi hanno fatto stare tranquillo in una partita, e questo è un valore aggiunto anche per lo spettacolo, perché quando i giocatori sono tranquilli in campo, quando gli allenatori sono tranquilli in campo, penso che ne trae beneficio un po' tutto il movimento. Diciamo ogni tanto, quindi anche complimenti agli arbitri, che ci sta veramente, perché si sentono sempre mille discussioni contro, ogni tanto ci sta. Invece volevo dirti, per quanto riguarda noi in tribuna, abbiamo visto anche Bianchi, gran lavoro su Garello di difesa. Beh, è una cosa che abbiamo lavorato tutta la settimana. Andrea torna da un infortunio molto grave, però per me è sempre stato, ormai è un anno e quasi e mezzo che non giocava più, però per me è sempre stato un uomo fondamentale di questa squadra, anche al di fuori del campo. È una persona eccezionale, un ragazzo eccezionale, assolutamente è del 2002, è un ragazzo che, come avete visto, fa tantissimo lavoro sporco, però è un ragazzo che si spende per la squadra, e questo ti fa in modo che sì, che mi prendono in giro per il mio antistress, però qualcosa devi trovare, capisci? Però io sono contento. Andrea per noi è un valore aggiunto. Abbiamo fatto delle scelte in settimana mandando via 3 giocatori, anche perché credo che il lavoro duro paga sempre. Noi sono una settimana che ci stiamo allenando con i nostri ragazzi hanno dimostrato di tenere il campo, sia Simone, Rosario, Matteo, ma io oggi in panchina avevo 2005, perciò questa è una cosa che per me, che siamo una società giovane, è un valore nettamente aggiunto, perciò sono molto contento di tutti quanti. Ancora c'è qualche speranza di playoff o mi sa che la classifica non lo permetterà? Purtroppo ho sempre sognato nella mia vita, però purtroppo non abbiamo un girone facilissimo. Adesso incontriamo Palermo, ma credo che con la matematica stiamo fuori. Però io sono felice che i ragazzi stiano crescendo, perciò arrivare a queste partite con Gravina, che comunque sia è quinta nel girone intero, nello stesso tempo in casa sua ha perso veramente poche partite e ha quelle più grandi, con Green è svincolato. E ha dominato comunque sia anche esternamente, perciò io di questa cosa sono molto contento, perché significa che i ragazzi stanno recependo quello che noi facciamo quotidianamente. Grazie mille coach, alla prossima.
e non Grazie a correre tutti solo voi. il campionato. Bellomo non viene, giusto? Non lo chiamiamo. Roberto è prezioso, È prezioso, è un vabbè. po' una piccola statua. Un VIP, va bene, alla grande. Grazie mille. Allora a questo punto Era stanco morto, poraccio. no, ci credo, Glielo dobbiamo ci credo, ci credo. Allora grazie mille a tutti per averci seguito. Buonasera da Roberto Quartarone, da Gaetano dall'altra parte e da Alessandro Già mi sa che se ne è scappato. Ciao a tutti.